Qui ci troviamo all'interno della cella dove Fra Campione visse tutta la vita e poi morì. Al suo interno ancora la sedia a ruote che gli permise di muoversi gli ultimi anni della sua vita. Secondo alcuni frati, il nostro Fra Rosario Campione proprio in questa stanza ebbe dei fenomeni di levitazione verso l'alto. Padre Enzo, su questo tavolo abbiamo delle coroncine del rosario che sono stati realizzati con dei semi particolari che io ho qui sulle mani. Vuole dirci di cosa si tratta? Sì, questi rosari li realizziamo noi con l'aiuto di alcuni volontari che non realizzano soltanto i rosari ma ci aiutano sia all'interno dell'eremo ma anche per lavori nel giardino. In verità queste corone del rosario venivano realizzate anche in passato dagli eremiti e noi stiamo continuando questa tradizione coltivando questa pianta che produce appunto questi semi che vengono chiamate lacrime di Giobbe e poi realizziamo a mano questi rosari. Il rosario è importante nella vita di un cristiano, perché? Sì, certo, ma perché ci aiuta sicuramente a entrare in comunione con Dio, in dialogo con Dio. E questo è il luogo del dialogo, è il luogo in cui si incontra Dio. Certamente Dio possiamo incontrarlo in ogni luogo, ma l'eremo è un luogo privilegiato dell'incontro con Dio, dell'ascolto. Dell'ascolto non solo di Dio ma anche dei fratelli. Infatti ci dedichiamo anche all'ascolto di tutti coloro che hanno bisogno di essere appunto ascoltati, alla confessione, alla direzione spirituale. Mensilmente teniamo dei ritiri tutta la giornata, di solito di domenica. Proprio quest'anno abbiamo meditato sulle beatitudini di Matteo e fra qualche settimana concluderemo con l'ultima beatitudine, l'ottava beatitudine. Quindi per chi volesse ritrovare un po' di spiritualità, anche un po' alla pace interiore, ma anche a una quiete, una pace che viene da di questi territori così pieni di tranquillità. Spesso sia così delle persone singole ci chiedono di ritirarsi per un giorno o qualche giorno, abbiamo anche una foresteria dove poter ospitare, e così per stare in silenzio, per meditare, per pregare, ma anche delle parrocchie, vari gruppi delle parrocchie spesso vengono qui per dei ritiri, momenti di preghiera. Quindi ci sono tantissimi motivi per venire qui a visitare l'eremo e soprattutto per acquistare queste coroncine realizzate con le lacrime di Giobbe.
Adesso abbiamo ritrovato il nostro padre Enzo e stiamo insieme nella stanza che possiamo definire dei ricordi. Al suo interno infatti sono stati gelosamente custoditi attrezzi che ricordano la vita agricola, la vita contadina che veniva praticata dai frati, diversi effetti personali, dei quadri che adornavano quest'eremo. Ma principalmente, padre Enzo, vogliamo chiederle quanti siete oggi a vivere all'eremo di Sant'Anna e soprattutto perché questa scelta di vivere qui? Attualmente siamo in 3, io, un mio confratello Don Giuseppe e un fratello laico che condivide il nostro percorso spirituale e che si sta preparando a professare i voti religiosi. Bene. Noi ci dedichiamo particolarmente alla preghiera, alla meditazione, al silenzio, l'ascolto della parola di Dio, la meditazione della passione del Signore, ma anche al lavoro manuale, sia all'interno dell'eremo che nel giardino. E poi accogliamo la gente per l'ascolto, per la confessione, la direzione spirituale, ma anche per ritiri spirituali. Tutti i mesi teniamo dei ritiri spirituali tutta la giornata di domenica. Ho anche momenti di catechesi, di incontro. C'è anche un appuntamento fisso settimanale che è quello con la messa. Ci può dire l'orario così chi volesse Certo, venire messa, a visitare, a partecipare alla messa della domenica? la messa domenicale è alle 18:30, però certamente la messa viene celebrata tutti i giorni. Noi condividiamo anche alcuni momenti di preghiera con i fedeli, i momenti più importanti della preghiera. Al mattino abbiamo un'ora e mezza di preghiera, alle 7:15 l'ufficio delle letture, la meditazione e alle 8:15 il canto delle lodi mattutine. Bene, padre Enzo, ha nominato prima il giardino dell'eremo, chiamato, se non ricordo male, giardino del Mediterraneo. Al suo interno c'è una coltivazione molto particolare, ce ne vuole parlare? Sì, è da tempo ormai che si coltivano le cosiddette lacrime di Giobbe, sono dei piccoli semi, una pianta che produce dei semi e vengono realizzate le corone del rosario. E noi ancora continuiamo questa tradizione costruendo proprio manualmente e coltivando le lacrime di Giobbe e costruendo queste corone del rosario. Noi siamo voluti venire appositamente in questa stanza perché l'idea è quella di realizzare un museo visibile e fruibile a tutti per far conoscere a molte più persone, diciamo, la storia di quest'eremo. Proprio per questo vogliamo invitare chi magari per caso ha degli oggetti, un qualcosa che appartiene all'eremo, di riportarla. Certo, questo è tutto quello che ci hanno lasciato i ladri, quello che resta dopo tanti furti che sono stati fatti in passato. Già qualcuno sta riconsegnando alcuni oggetti, piccoli oggetti che avevano e che appartenevano all'eremo. Bene, noi in questa stanza vogliamo soffermarci su 2 congegni meccanici particolari che servivano per filare la lana e per filare la seta. Questa della seta è molto importante perché Padre Enzo lo sa, ci dà conferma, perché grazie alla pressione, diciamo, alle conoscenze che avevano i frati in quel tempo, Acireale ottenne il consolato della seta. Era un primato che per il tempo era concesso solamente a 3 città in Sicilia, a Palermo, a Messina e a Catania. Ed ecco il motivo per cui, diciamo, abbiamo questo congegno molto importante da tenere, diciamo, salvaguardato. Io soltanto volevo completare, Sì. Lei mi chiedeva le attività che vengono fatte Sì. all'eremo, quindi oltre la preghiera mattutina, nel pomeriggio invece alle 16 tutti i pomeriggi abbiamo l'adorazione eucaristica condivisa anche con diversi fedeli che vengono a pregare qui con noi. Poi abbiamo la recita del rosario alle 17:30, alle 18 il canto dei vespri, alle 18:30 la celebrazione della messa. Perfetto.
Dal libro delle visite possiamo conoscere le varie persone che passarono qui all'Eremo di Sant'Anna, persone legate al mondo della politica, della medicina, della magistratura, ma soprattutto legate al mondo ecclesiastico. Tra questi ricordiamo Giuseppe Moscati, il santo napoletano, che contribuì anche alla realizzazione del santuario di Pompei, il beato Gabriele Allegra, il venerabile passionista generoso Fontanarosa, che fu il padre spirituale di Lucia Mangano, e inoltre il beato Rua, successore di San Giovanni Bosco. Adesso ci spostiamo a visitare un'altra parte dell'Eremo.